Apertura di puntata di Verde a Nord-Est qui a Verona in occasione della 127esima edizione di Fiera Cavalli. Si è da poco svolta la cerimonia di inaugurazione. Nel sommario della puntata di oggi non solo Fiera Cavalli ma anche le nostre rubriche consuete. Poco tempo dunque, linea alla regia per la sigla e Verde a Nord-Est può iniziare. Siamo allo stand della Regione Veneto, qui alla 127esima edizione di Fiera Cavalli, uno stand che riunisce tutte le eccellenze in termini di turismo. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Federico Bricolo, presidente di Fiera Verona, edizione numero 127 di Fiera Cavalli. Baciata dal sole, meglio di così. Sì, è partita nel migliore dei modi, con una grande affluenza, siamo davvero molto soddisfatti anche perché quest'anno ci presentiamo davvero con numeri da record. Abbiamo 2250 cavalli in quartiere di 60 razze diverse. In questo momento il nostro quartiere è il centro ippico più grande al mondo per numero di cavalli e razze diverse, ma poi anche è la più grande area commerciale al mondo sul settore dei cavalli. Abbiamo 700 espositori provenienti da 25 paesi diversi e poi tutta l'area dedicate alle attività agonistiche, alle competizioni, alle gare, alle esibizioni. Una Fiera Cavalli che si presenta poi con tantissime novità quest'anno, novità nel padiglione del cavallo spagnolo completamente rinnovato, anche in quello arabo, novità nel padiglione delle famiglie, novità nel padiglione della monta western, della doma naturale, insomma, e siamo davvero soddisfatti per questo, un grande lavoro di tutto il team di Fiera Cavalli. Due novità su tutte, sicuramente l'ippica, e qui si può vedere la pista di lancio dei cavalli, no? I cavalli che corrono negli ippodromi sono i cavalli più veloci al mondo, che avranno la possibilità, aperte le barriere, di lanciarsi in una corsa incredibile. Sarà molto emozionante perché si potrà vedere la borlopista, e poi il grande ritorno anche del dressage con il numero 1 al mondo Edward Gall, che sarà presente qui con diverse esibizioni. Dunque davvero soddisfatti, e poi la conferma domenica ovviamente della gara di Coppa del Mondo, l'unica gara indoor nel circuito internazionale in Italia, con i migliori cavalieri, le migliori amazzoni al mondo, con i migliori cavalli al mondo, e anche il campione olimpico uscente. E ricordiamo l'aggancio del mondo del cavallo con il turismo equestre. Il Veneto ha tante bellezze, le ippovie le possono raggiungere facilmente. Ma stiamo lavorando tanto da questo punto di vista, proprio il turismo equestre, l'ippoturismo per noi è importantissimo. Abbiamo creato proprio anche uno staff apposta che si sta occupando di come riuscire a promuoverlo nel migliore dei modi. Quest'anno a Verona ha anche inaugurato la prima ippovia urbana, la nostra città, dunque Verona si conferma anche per questo la capitale del cavallo, non solo in Italia ma nel mondo, la prima ippovia urbana, che permetterà dunque, attraverso percorsi che solitamente si fanno giustamente all'interno sul territorio, ma anche di arrivare addirittura nelle città. Questo è un primo passo, sarà sicuramente seguito da altri, di un turismo equestre che sta crescendo sempre di più, che vogliamo sostenerlo anche sempre di più. Presidente Zaia, 127 edizioni di Fiera Cavalli, e anche questo è un biglietto da visita eccezionale per la regione, una filiera importante che si lega anche al turismo. Beh, assolutamente sì, visto e considerato insomma che turismo e cavalli vanno di pari passo, soprattutto in Veneto, perché dove il turismo equestre è realtà. E siamo la prima regione turistica d'Italia con 73 milioni di presenze, 18 miliardi di fatturato, e direi che questi dati ci aiutano a dire che il cavallo è una componente fondamentale. Dopodiché avere la fiera più grande del mondo dei cavalli in Veneto dà anche una dimensione di quanto importante sia questo soggetto, questo animale nei nostri territori.
ci sono anche tante realtà attive nel sociale e nella riabilitazione proprio con i cavalli, anche questo è importante. Ma guardi, forse probabilmente lo slogan migliore sarebbe cavallo a 360 perché facciamo ipoterapia, perché si fa sport equestre, si fa turismo equestre, si fanno altre competizioni, si fa di tutto con il cavallo, quindi penso che sia fondamentale dire che qui in questa fiera con quasi 3.000 soggetti esposti è una fiera che riesce a darci uno spaccato di razze e destinazioni di quelle razze che è assolutamente a 360 gradi. Matteo Zoppas, presidente dell'ICE, la Fiera Cavalli di Verona, giunta alla 127esima edizione, è un fiore all'occhiello e qui ci sono tanti operatori che poi si fanno onore anche all'estero. Sicuramente questo comparto, il comparto equestre, il settore equestre è un comparto dove riusciamo ad essere leader anche nel comparto equestre nel mondo. Naturalmente qua non ci sono solo cavalli, ma c'è tutta la filiera che riguarda questo comparto, è una filiera dove riusciamo a distinguerci nel mondo per naturalmente funzionalità, design, qualità del prodotto, affidabilità, come un po' in tutto quello che è il Made in Italy. Qua noi portiamo, dove ci sono circa 500 espositori italiani su 700, portiamo 30 di quelli che chiamiamo i buyer strategici, operatori e buyer strategici. Quelli sono quelli che ci aiutano a promuovere e sviluppare il Made in Italy di questo comparto nel mondo, e naturalmente essendo questa la prima manifestazione al mondo di questo tipo, allora è chiaro che noi dobbiamo esserci e dobbiamo dare la possibilità, soprattutto ai nostri piccoli e medi imprenditori, di farsi vedere, farsi notare, di iniziare o consolidare un percorso di internazionalizzazione, e ovviamente dove ci sono delle eccellenze come quelle che troviamo qua del Made in Italy, portargli i clienti è la cosa più facile da fare e naturalmente più proficua. Nel nostro viaggio qui a Fiera Cavalli di Verona abbiamo capito quanto importante sia l'alimentazione per il cavallo. Con Luigi Forte delle Agricole Forte, produttore di erba medica sul Delta del Po, andiamo a scoprire qual è l'importanza dei wafer per i cavalli. 127esima edizione di Fiera Cavalli a Verona, siamo nello stand di Italfiocchi Monfort. Saluto Paolo Ostellari, Luigi Forte, Agricole Forte. Parliamo di alimentazione dei cavalli e qui entrate in campo voi con una bella sinergia. Perché? Allora la storia di Agricole Forte con Italfiocchi inizia direi 10 anni fa, proprio per unire una partnership che a loro mancava attraverso il mangime con un prodotto di wafer base foraggio di erba medica. Allora, Paolo Stellari, l'alimentazione nei cavalli, specie quelli sportivi, è importante. Perché sono importanti questi wafer? Ma sono importantissimi perché non dobbiamo mai dimenticare che il cavallo fondamentalmente è un erbivoro, per cui ha bisogno di ricevere quotidianamente nella sua alimentazione un foraggio e una fibra che siano facilmente digeribili e assimilabili, perché questo è fondamentale per il suo benessere generale. Con l'Agricola Forte, grazie alla nostra collaborazione, abbiamo la possibilità di avere un foraggio di elevatissima qualità in wafer, come potete vedere qui in questi cubetti, con il foraggio che è disidratato, per cui di altissima qualità, esente da muffe, esente da polveri, e con questo prodotto qua noi riusciamo a integrare correttamente la fibra del cavallo, specialmente quando in scuderia magari il fieno raccolto normalmente è scadente, o perché è stato raccolto tardi, perché la piovosità non ha permesso di entrare in campo nel momento opportuno. Per cui questo foraggio qui ti permette di avere un rifugio, okay, per permettere al cavallo di avere un intestino che funziona correttamente e viene correttamente integrato per supportare anche proprio il suo benessere fisico generale.
Allora Luigi Forte, voi avete la cosiddetta filosofia Forte che prevede proprio un confronto continuo e diretto con quelli che poi sono i vostri distributori. Questo perché? Ma perché vogliamo che attraverso il nostro mestiere, quindi coltivare proprio l'erba, emerga questo valore che, come diceva Paolo, è l'alimentazione per ogni animale, quindi per il cavallo a base di erba. Quindi noi cerchiamo di lavorarla proprio raccolta verde dal campo, asciugarla con aria calda a bassa temperatura e quindi un prodotto disidratato e che a seconda delle qualità dal primo al sesto sfalcio hanno caratteristiche di digeribilità, di proteine diverse. Allora Paolo Stellari, è importante anche acquisire poi da quelli che sono i vostri clienti feedback e trasmetterli al produttore. C'è uno scambio continuo di opinioni e questo poi naturalmente porta a dare un servizio di qualità per entrambi. Certo, per noi abbiamo comunque, per il modo di lavorare che abbiamo noi, un rapporto sempre diretto con il cliente, per cui recepiamo continuamente anche i consigli che ci danno e i suggerimenti che ci danno per poter ottimizzare sempre i nostri prodotti. E diciamo che questo prodotto qua per noi ha coperto veramente un vuoto che avevamo e ci ha permesso di completare il nostro servizio al cliente fornendo anche una parte di fibra nobile, come spiegava Luigi, una fibra disidratata per cui veramente molto digeribile e questo ha permesso di completare la nostra gamma di prodotti per dare un servizio al cliente al 100%. Allora una curiosità Luigi Forte, perché lo chiamate wafer? Ma ci siamo ispirati come azienda agricola proprio al biscotto wafer della Ferrero, perché come potete notare si sfalda come un biscotto e si apre in modo facile perché per il cavallo non deve essere un prodotto molto impaccato e quindi molto friabile. È molto profumato e di colore verde, per cui attraverso il colore e il profumo si possono distinguere le proprietà nutritive. Grazie allora a Luigi Forte e a Paolo Stellari e nello stand di Italfiocchi Monfort troviamo dalla Calabria Luigi Muzzi. Allora, un riscontro su questi prodotti delle agricole forti, com'è? L'erba medica del Delta del Po vola in Calabria ed è apprezzata. Sì, è un prodotto molto apprezzato nelle nostre zone perché abbiamo riscontrato un prodotto veramente pulito, perfetto. I cavalli quindi apprezzano questo. E per quanto riguarda la vostra attività, voi siete a contatto con allevamenti, con maneggi e quindi lo scambio di informazioni è continuo. Sì, è uno scambio diretto tra noi e il cliente e noi con l'azienda. Se abbiamo qualche problema fino ad oggi mai avuti con questi prodotti qua. E allora direi che dallo stand di Italfiocchi Monfort possiamo concludere. Grazie agli amici della Calabria e viva i wafer! Cortal è sinonimo di alimentazione di qualità per i cavalli, ne parliamo con Davide Manzoni e naturalmente con Luigi Forte di Agricole Forte. Luigi Forte, Agricole Forte, Davide Manzoni, Cortal, una sinergia importante, perché ce lo dice Luigi Forte? È una storia da decenni anche con la famiglia Cortal, Cortese di Donè e l'Agricole Forte. Collaboriamo da molti anni, noi siamo fornitori con una materia prima che è proprio l'erba, dove loro poi la integrano nei mangimi composti per tutti i tipi di animale, essendo tutti erbivori. Il vostro settore è importantissimo della filiera perché, se vogliamo, è la benzina per questi magnifici animali. Quindi c'è uno scambio continuo per arrivare davvero al miglioramento dell'alimentazione. Direi di sì, come in umana sempre di più l'alimentazione sta diventando un fattore molto importante soprattutto nel mondo dello sport
anche per i cavalli parliamo della stessa cosa. Noi siamo un'azienda molto giovane, che non vuol dire nata da poco, ma vuol dire con molte persone giovani, e quindi siamo ricchi di giovani teste che vogliono fare cose nuove, e come sempre cerchiamo di innovare, e lo facciamo anche grazie alla famiglia Forte, grazie ai loro grandissimi prodotti fibrosi di qualità. Non per ultimo è un prodotto che abbiamo appena fatto, che si basa proprio sull'erba medica, che serve a tamponare i succhi gastrici, che per il cavallo è una cosa molto importante, soprattutto per il cavallo sportivo, e abbiamo unito l'importanza della fibra di altissima qualità con un'integrazione estremamente energetica che possa essere utilizzato come pre-gara, e andando a lavorare sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del benessere dello stomaco, e quindi per far funzionare la macchina cavallo nel migliore dei modi, prima delle prestazioni e durante le prestazioni. Allora Luigi Forte, quanto importante è il feedback che proviene da Cortal per potervi migliorare anche voi? E ancora una volta Cortal ci presenta in Fiera Cavalli con uno stand molto innovativo, devo dire con molte immagini che andrebbero tutte un po' raccontate, che avete ripreso, e soprattutto mettendo al centro dell'alimentazione, in questo caso del cavallo, l'erba, che è un alimento fondamentale che in modo naturale, quando il cavallo si trova nel paddock, abbassa la testa e mangia l'erba. Quindi sono felice che persone del nostro settore come Davide e alimentaristi della Cortal abbiano inserito di nuovo e mettere al centro proprio il benessere del cavallo attraverso l'alimentazione. Il benessere del cavallo è importante. Che cosa vogliamo dire per chiudere la nostra chiacchierata, Davide Manzoni? Per chiudere questa chiacchierata parlando del benessere del cavallo, bisogna parlare proprio di alimentazione, perché il cavallo è un animale molto delicato dal punto di vista digestivo. Con i nostri prodotti riusciamo a garantire un'alimentazione estremamente sana, estremamente digeribile, che non porta ai classici problemi portati da alimentazioni mal gestite. E inoltre cerchiamo sempre, come dicevo prima, di innovare, e diciamo che negli ultimi anni ci stanno anche copiando molto la concorrenza, il che vuol dire che siamo sulla direzione giusta e stiamo lavorando nel modo corretto. Questo è un integratore che tuttora è diciamo il primo prodotto di questo tipo sul mercato a livello mondiale. Vediamo se abbiamo ragione, ma ne sono sicuro, quindi avremo degli ottimi risultati da parte di tutti. A margine dell'incontro con i candidati alle elezioni regionali del Veneto organizzato da Coldiretti a Padova, abbiamo sentito Luigi Maccaferri, presidente di CoproB. Luigi Maccaferri, presidente di CoproB, presente oggi qui al Palageux per la presentazione all'Associazione Coldiretti dei candidati alle regionali. Il settore della bieticoltura che cosa chiede al nuovo presidente? Intanto un ringraziamento a Coldiretti per avermi invitato a questa bellissima giornata. I tre candidati ho avuto modo di conoscerli proprio in questa occasione. Penso che siano persone valide che possono fare bene per la Regione Veneto. Noi abbiamo il nostro zuccherificio più grande su Ponte Longo, una regione che negli ultimi anni purtroppo non ha incentivato particolarmente la bietola, e una regione in cui negli ultimi anni la bietola è calata come superficie, come ettaraggio. Questo ci impone una riflessione. Principalmente in casa nostra vogliamo rilanciare la viticoltura in Veneto, perché lo zuccherificio merita gli ettari per essere saturo, o comunque fare uno zucchero veneto. Ci stiamo lavorando, stiamo ragionando su tanti fronti, ed sarebbe importante che anche la regione potesse dire la sua e potesse far proprio le motivazioni di un rilancio di un settore strategico per il Veneto, perché è uno dei due zuccherifici tuttora esistenti in Italia, ma soprattutto per il paese italiano. Anche qui si è parlato di sovranità alimentare,
e quindi è importante per una nazione come quella dell'Italia non dipendere essenzialmente dai paesi extra italiani, extra i paesi europei, i paesi extra UE, ma di avere una propria filiera dello zucchero, del mondo saccarifero nostro. Si è parlato di energia, un altro tema assolutamente devastante per noi. Noi siamo un'azienda che consuma molto metano, stiamo lavorando con gli investimenti anche il PNR per ridurre il consumo di metano, ma devo rilevare che da quel che è stato all'inizio della guerra con l'Ucraina il costo dell'energia c'è più che raddoppiato, è stato detto, e questo diventa insostenibile in un rapporto di competitività nei confronti dei paesi nordici, dei paesi nord europei che non sono dipendenti come l'Italia dal metano e dalle fonti energetiche straniere. Quindi ci sono tanti temi da mettere sul tavolo. La volontà nostra come azienda è quello di rilanciare fortemente la bioticoltura in vendita, di fare anche dei piani di rilancio verso gli impianti. È chiaro che deve passare dalla sostenibilità dell'agricoltore, dalla possibilità dell'agricoltore di avere beneficio nel fare le bietole. Oggi col prezzo attuale tutto questo diventa molto complicato. Il mercato dello zucchero è altalenante, 2 anni fa parlavamo di 1.000 euro tonnellata zucchero, oggi parliamo di 550. Capite che una qualsiasi filiera a livello agricolo industriale, un delta così in 2 anni diventa insostenibile per tutti. Noi vogliamo esserci e vogliamo continuare a investire. Crediamo che molti agricoltori abbiano la voglia di continuare a investire sulla bietola, di credere nella bietola. Se hanno la giusta remunerazione, a questo punto alla Regione che tipo di approccio può avere, ci crede o non ci crede. Secondo me ci deve credere. Io spero che i candidati presidenti vadano in quella direzione, il presidente che ne uscirà andrà in quella direzione di sostenerci, come secondo me è giusto che venga per una regione grande e importante come quella del Veneto. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 45 del periodico 7 novembre 2025. La fase di raccolta e di molitura delle olive si sta esaurendo a causa di una mancata produzione dovuta alla minore presenza di olive, ma anche a un'attività di infestazione elevata di mosca nei territori del centro e del nord Italia. Ed è per questo che suggeriamo agli olivicoltori che non hanno raccolto le olive perché magari infestate nei loro oliveti di toglierle. Le olive che rimangono sopra le piante potrebbero essere oggetto di ovodeposizioni da parte delle mosche femmina che hanno superato l'inverno e dare origine quindi a delle generazioni primaverili di nuove mosche, sempre che le condizioni climatiche siano favorevoli a queste ovideposizioni. Si raccomanda, dopo la raccolta delle olive, di eseguire un intervento fitosanitario di disinfezione utilizzando prodotti rameici. Utile diventa anche l'apporto di corroboranti come il distillato di legno, le alghe marine, unendo prodotti a base di zinco o altri composti che vanno ad aiutare la pianta, oltre a un'attività di disinfezione, anche a migliorare la cicatrizzazione da eventuali ferite o microferite indotte dalla raccolta meccanica o con agevolatori. Nel periodico di questa settimana abbiamo approfondito la necessità di eseguire una concimazione autunnale. A cosa serve? A dare la possibilità alla pianta di depositare nel suo interno, nelle radici e nel fusto, delle sostanze di riserva. L'apparato radicale dell'olivo sta funzionando alacremente in questo periodo e la sintesi clorofiliana con molta probabilità andrà a protrarsi
fino al periodo natalizio. Da considerare che le radici funzioneranno nell'assorbimento fino a che le temperature non raggiungeranno proprio a livello radicale i 10 gradi centigradi. Da apportare fosforo e potassio, tralasciando l'azoto, che verrebbe dilavato perché non trattenuto dal terreno, a meno che non abbiamo delle piante talmente sofferenti di questo elemento che è necessario dargli una spinta vegetativa. Assieme ai macroelementi, fosforo e potassio, abbiamo inserito anche i microelementi da utilizzare proprio per andare a sopperire eventuali carenze che non riusciamo a vedere ma che sono presenti nelle nostre piante dell'olivo e prepararle in questo modo a una ottimale ripresa vegetativa. Fra i microelementi abbiamo inserito anche il ferro, perché abbiamo oliveti che hanno un pH del terreno particolarmente basico. La pianta ha difficoltà ad assorbire questo microelemento, perciò un apporto andrebbe ad integrare, a migliorare l'attività fisiologica della pianta. I calcoli che vi abbiamo riportato nel periodico riguardano oliveti che hanno prodotto mediamente 40 quintali di olive ad ettaro e le formule adottate sono quelle di un riporto delle sostanze nutritive che sono state assorbite dalle piante per produrre foglie, rami e drupe. Perciò sono calcoli teorici, ma danno così la possibilità di approfondire e di meglio allargare la cultura olivicola del nostro territorio. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci e la settimana prossima. Termina qui la puntata di oggi di Verde a Nord-Est. Se volete rivederla lo potete fare sul nostro canale YouTube. Se volete scriverci lo potete fare. La mail è redazione@verdeanordest.tv. Seguiteci durante la settimana sui nostri social. L'appuntamento con voi è per la prossima settimana. Stessa rete, stessa ora. A presto!